È lutto nel mondo della cultura, è morto a 85 anni Philip Roth, uno dei più autorevoli scrittori del mondo. Restano i suoi ritratti e le sue analisi sulla società americana e sulla natura umana. Ce ne parla Loretta Cavaricci. Penso sul serio di essere abbastanza stupido e noioso al di fuori della mia scrittura, ebbe a dire Philip Roth con l'umiltà dei giganti che il mondo lo attraversano controvento per spettinarne le ipocrisie e farne denuncia nella ribellione giovanile come nell'analisi ironica della maturità. Il romanziere si è spento a New York a 85 anni, era stato ricoverato per insufficienza cardiaca. Ha raccontato con plauso internazionale la società americana, la sua pastorale gli è valsa il premio Pulitzer 1998, ha affondato lo sguardo nelle sue stesse radici ebraiche, ha descritto come pochi altri gli umani istinti e i compromessi della repressione dalla sessualità alla morale, in un lungo processo critico e creativo, da Goodbye Columbus, il lamento di Portnoy, alle più recenti Indignazione e Nemesi. Il mio obiettivo non è scrivere un libro, diceva Roth, ma scrivere una frase e farlo una lettera alla volta. A questo penso quando lavoro. E una lettera alla volta ha composto un'opera omnia da più parti ritenuta e ripetutamente meritevole del premio Nobel mai avuto, un riconoscimento che proprio nell'anno della sua morte non sarà assegnato, causa scandalo molestie sessuali, all'Accademia di Svezia. La morte è scioccante, disse l'autore dell'animale morente, lascia storditi forse quanto ciò che rimane di chi ha vissuto, una macchia, per dirla con un suo titolo, la macchia umana.